Oggi ti mostro come preparare la sbriciolata al caffè e cioccolato. Preparo la crema. In un pentolino riscaldo l'acqua e il caffè. Intanto divido i torli dagli albumi, nel rosso aggiungo lo zucchero. Mescolo. Verso la farina del cucchiaino di caffè. Continuo a mescolare. Verso a filo un po' d'acqua. Unisco i due composti. Metto il pentolino sul fuoco e faccio addensare la crema. Preparo la base versando il burro nel frullatore insieme allo zucchero, la farina, il lievito ed il pizzico di sale, il cacao, le uova, frullo fino ad ottenere un composto omogeneo. Ne verso metà in una tortiera di 24 cm rivestita di carta forno. Verso la crema. La distribuisco uniformemente. Aggiungo i pezzettini di cioccolato o le gocce di cioccolato. Copro con il restante impasto sbriciolandolo e cuocio nel forno preriscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti. Ho ricevuto tantissimi complimenti per questa golosa sbriciolata, sono sicura che se la proverai seguendo il mio procedimento ne avrai anche tu. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, vienimi a trovare sul mio blog. E se la ricetta ti è piaciuta, condividila sui social. A presto con un nuovo video.